È martedì pomeriggio, sono le 13:30, questo significa solo una cosa, che inizia una nuova puntata con 30 minuti con buon pomeriggio, anzi buon pranzo a tutti quanti e benvenuti all'ennesima puntata di questo nuovo programma ideato proprio da Mario Parise e Nino Marchi, in diretta dalla Blue Music in via Stazzone al numero 59, i 30 minuti con, oggi in compagnia sua, Mirko Lavezzi. Buon pomeriggio a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio anche a te, Mary Milani. Anche a te, Mirko, come stai? Tutto bene, grazie. Bene, ti vedo, anche perché so che ci sono tante cose, quindi adesso parleremo davvero di tanta roba, però visto che oggi sono 30 minuti dedicati solo ed esclusivamente a te, li passiamo in compagnia loro soprattutto, certo. Che sono loro che tengono compagnia a noi e appunto dicevo ci dedicheremo a te, ti conosceremo un po' dall'inizio ad oggi, quello che è Mirko Lavezzi oggi. Quindi iniziamo subito con la prima domanda, Mirko, d'obbligo. Come nasce Mirko Lavezzi cantante dal punto di vista artistico? Questa è una cosa che io non ti ho mai chiesto. Mirko Lavezzi faceva il commerciante di auto, sì. Ma ha sempre coltivato la passione per il canto, fin da quando avevo 6 anni. Sì. Ascoltavo molto, mio padre aveva un panificio a Ramacca e mi ricordo che il sabato quando tornavamo da Ramacca a Catania mio padre metteva le canzoni di Gigi Finizio e di Gianni Celeste, sì. Ed io imparavo quelle canzoni e da lì è cominciata la mia passione per la musica neomelodica. Quindi diciamo che comunque tu hai iniziato, proprio i tuoi idoli erano Gigi Finizio, Gianni Celeste, hai iniziato a cantare le loro canzoni. Le loro canzoni, sì. E poi un giorno cosa è successo? Poi un giorno sono cresciuto e... Ma aspetta, una cosa, prima di arrivare, tu cantavi sotto la doccia oppure comunque davanti agli amici? No, io cantavo davanti davanti agli amici, cantavo nei matrimoni dei miei parenti, nei compleanni sempre dei parenti, e poi ho deciso di intraprendere questa strada. Hai pensato così, dici ora io adesso voglio cantare, voglio le mie canzoni. Sì. Sei andato a farti scrivere proprio ho contattato un mio grande amico che voglio salutare, grande autore, Francesco Caponnetto. Certo, ho contattato Francesco Caponnetto, sì. Gli ho detto: senti Francesco, io ho deciso, voglio fare un album tutto mio. Conoscendo lui, già io conoscevo prima perché lui aveva molto a che fare con un mio grande amico Andrea Zeta, che salutiamo anche. Niente, ho chiamato Francesco e Francesco mi ha indirizzato in una nota casa discografica catanese e da lì è iniziato il mio progetto discografico, il mio primo progetto. È vero, sei venuto fuori tu all'inizio con un singolo che ha davvero diciamo spaccato, subito l'hanno iniziato a cantare tutti quanti, sì. È entrata nella mente di tutti, la cantavano quando c'erano i vari concerti, i vari eventi, tu salivi sul palco e le persone cantavano insieme a te. Cosa si prova? Lo so che non basta, sì. si prova un'emozione inspiegabile, perché giustamente tu stai realizzando un sogno che portavi nel cassetto da tanto tempo, capito? Quindi è una cosa bellissima che non si può spiegare. Quando hai avuto tra le mani il tuo primo album, che ricordiamolo si intitola proprio Una vita nuova, Una nuova vita, scusami, io faccio sempre questa gaffa. Quando l'hai avuto tra le mani, cosa hai pensato? E ho pensato che il sogno è diventato realtà? Ho detto ce l'ho fatta, però adesso mi devo far conoscere come artista. Perché fare un album non è l'inizio di un lungo cammino. Senti, facciamo una cosa, visto che è partito tutto da quel singolo di cui abbiamo parlato, lo andiamo ad ascoltare, lo facciamo ascoltare? Certo, lo so che non basta. Senza di te cosa resta? Voglio solo parlarti e poi basta. E non fare quei film di una volta, non ci pensammo più. È stata una distrazione e mi servirà come lezione. So che ti ho fatto del male, ma che ti dica fare? Tu che negli
occhi non mi guardi più e mi togli il respiro, fammi credere che ancora siamo nati per stare insieme, mentre sola notte muore, non ci stai quando sta luna, ma ricordo tutte le sere, quando mi diceva amore, stammo sempre assai vicina e mo stammo assai lontana. Na, na, na. Ora non sei più la stessa, ti capisco, lo so che non basta, meglio star zitto stavolta, andiamo via da qui, via da qui. Dormi da me questa sera, facciamo ancora l'amore, dai vieni fatti abbracciare e non chiagnere più. Tu che negli occhi non mi guardi più e mi togli il respiro, fammi credere che ancora siamo nati per stare insieme, mentre sola notte muore, non ci stai quando sta luna, ma ricordo tutte le sere, quando mi diceva amore, stammo sempre assai vicina e mo stammo assai lontana, inventerò di mille bugie, fammi pensare che ancora siamo mie. Ma ricordo tutte le sere, quando mi diceva amore, stammo sempre assai vicina e mo stammo assai lontana. Na, na, na. E abbiamo appena ascoltato lui, Mirko Lavezzi, con Lo so che non basta. Siamo ritornati sempre in diretta dalla Blue Music con i 30 minuti con appunto oggi Mirko Lavezzi. Allora Mirko, stavamo un po'... Dimmi tutto. Abbiamo anzi ascoltato quello che è stato il boom del tuo arrivo, che ha davvero colpito tutti quanti. È uscito l'album, però diciamo che sono successe anche tante altre cose Certo. nel tuo percorso. Sicuramente il duetto con Giuseppe Attanasio è un'altra cosa molto importante. Sì, è un altro duetto che mi ha portato tanto bene. Io ringrazio Giusy per la sua partecipazione, infatti colgo l'occasione per salutarla. Ciao Giusy, il marito Peppe e la manager Ivana che mi hanno aiutato tantissimo. Sì, è stato un duetto molto... che mi ha portato tanto bene, perché questo duetto lo cantavano anche i bambini piccoli. Lo quindi... cantano anche ora, guarda, perché è molto richiesto. Sì. E quindi vuol dire che è entrato nel cuore della gente. È vero, anche perché è diciamo una canzone che parla, come dire, un po' di tradimenti. Sì, parla praticamente di amici, di due amici che la ragazza praticamente si innamora di me, però io credendo che fosse la ragazza che sta flirtando con l'amico mio, e allora io non ci voglio avere a che fare, capito? è vero, no, il ragazzo per bene lui rappresenta in questa canzone, mi fa apparire la femmina che monella. Comunque dicevo, è molto 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 bella. Sicuramente comunque il tuo album contiene dei brani molto belli. 9 tracce, esatto. tutte d'amore. Ma qual è quello che tu magari senti un po' più tuo? Il brano che sento più mio
una nuova vita, perché l'ho scritto, non l'ho scritto io ero il cuore, Francesco Caponnetto era la penna. Sì. E l'abbiamo scritto per la nascita di mio figlio, È una del mio cosa primo bella. figlio Marco. Lo salutiamo, il piccolino che tra l'altro ho visto è diventato un gigante. Sì. Sto pupetto qui sembra non dell'età che ha, dei mesi che ha. Invece volevo chiederti un'altra cosa. C'è una canzone che magari tu quando arrivi sul palco non vedi l'ora di cantare, che la vuoi condividere con il tuo pubblico? Quella che proprio senti lì, voglio cantare, non vedo l'ora di arrivare lì e cantarla. Non me fa male. Non mi fa male. Non me fa male, è un brano molto sentimentale, è un brano molto melodico che a me piace tanto. Quindi è quella, diciamo, che vuoi condividere sempre, Sì. che ti piace sempre cantare. Sì. Invece Mirko Lavezzi ovviamente non si ferma mai ed è appena aggiunto con Assolutamente no, chi si ferma è perduto, bravo. specialmente in questo mestiere. Assolutamente. Sei arrivato adesso con un altro singolo che sta piacendo tanto. Sì, molto, molto. Devo dire che già siamo a bei numeri di visualizzazioni su YouTube in pochissimi giorni. Se ho scelto te, che è praticamente la canzone che uno deve dedicare alla donna che sceglie per tutta la vita. È vero. Io ho visto che c'è anche il video pronto di questa canzone. Il video si è pronto, stiamo riscontrando veramente tante cose belle di questo video. Che tu in questo video hai fatto una cosa molto bella, hai scelto come protagonista Mia moglie. Ovviamente, perché tu hai scelto lei. Sì. Non c'era cosa più carina da fare che quella di dedicarla appunto di condividere Sì. con lei questa cosa. Certo, infatti il video, la sceneggiatura è tutta mia e di Valentina, di mia moglie, che L'avete ideato voi? Sì, abbiamo scritto la storia tutte e due. Oh. E quindi i meriti vanno anche a lei, giustamente. Aspetta, però io sono curiosa, penso anche loro, ma che avete fatto? Vi siete seduti insieme, vi siete messi a scrivere proprio il tema del Ci video? siamo seduti e ci siamo messi a scrivere tutta la sceneggiatura del videoclip, come le scene come dovevano essere, dove dovevamo girare È venuto e via facile? dicendo. È venuto facile farlo? Sì, con mia moglie sì. E lei era un po' Timida. un po' timida, però poi si è sbloccata subito. Vabbè, Io già avevo esperienza da altri 2 videoclip girati, quindi a me veniva più facile. Vabbè, però comunque penso che avere in una canzone così importante dove si rappresenta l'amore, avere a proprio fianco proprio la compagna della propria vita è più semplice piuttosto che avere magari una persona estranea con cui si deve rappresentare l'amore. Certo. Quindi è ovvio. una cosa. Ma allora tu da questo mi fai capire che tutti i brani di Mirko Lavezzi, anche se sono stati scritti da altre persone, comunque sono stati Tutti i brani di Mirko Lavezzi sono stati scritti da Francesco Caponnetto, ma con le idee di Mirko Lavezzi. Quindi comunque Quindi lui era la penna, io ero il cuore. Quindi tutte le tue canzoni, diciamo, è un pochino come se le avessi scritte tu. Sì. Perché tu magari dici, sai, io voglio raccontare, voglio cantare questo. Io gli dicevo, Francesco, io in questo brano voglio parlare di questa tematica. Sì. E allora gli spiegavo come si doveva svolgere il brano e lui scriveva. Comunque i meriti vanno anche al grande Francesco Caponnetto, perché Francesco Caponnetto è un grande autore, un autore che magari quando tu parli lui capisce quello che l'artista vuole. Bene, sono contenta, sì, sicuramente molto molto bravo Francesco, lo conosciamo. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, che dici? Sì, Cosa facciamo ascoltare questa volta? questa volta facciamo ascoltare Non me fa male. Non mi fa male. Torniamo tra pochissimo. Non cercherò più parole d'amore, quelle che dico mi nascono sole, fatta abbracciare senza dicere niente. L'ultima volta e poi giuro mo scordo. E già da tempo che tu sei cagnata, rimane mo se tu stai cunato. Tanto già sacci ti veghi dall'occhio e stessa quando l'hai incontrata. Non mi fa male questa notte, mentre sto cielo brilla insieme a noi. Ti prego amore, state accorti, lui non è quello che vuoi credere. Usciamo senza farci male da questo labirinto che tra noi ci ruba i cuori. Tu mamma ancora da scusa e
torna a casa senza più pensare, carindamente denanata. Vorrei svegliarmi da questa crudele realtà. Ma se nascesse ancora una volta, scegliesse a te, numero volte, vorrei cambiare quest'attimo eterno, per non soffrire con me stessa all'inferno. E quante volte gridavo nel vento, io ti parlavo e tu non mi sentivi. Dimmi se ancora io nella tua mente ne faccio parte o non sono niente. Non mi fa male sto cielo brilla insieme a noi. Ti prego amore, state accorto, lui non è quello che vuoi credere. Usciamo senza farci male da questo labirinto che tra noi ci ruba i cuori. Troviamo ancora una scusa e torna a casa senza più pensare, carindamente. Vorrei svegliarmi da questa crudele realtà. Ritornati dopo aver ascoltato Nome fa male, ovviamente di Mirko Lavezzi. Eccoci. Questi 30 minuti proprio in nostra compagnia. Vedi che adesso, dopo appena finiamo qui, andiamo a pranzare. Ovviamente. Offrono loro come è giusto, quindi non, si vede un dito che vuole rappresentare una cosa, ma io rispondo CA tu. Grazie. Salutiamo Nino Marchi e Mario Parise, sempre ideatori di questo fantastico programma, i 30 minuti con in diretta dalla Blue Music. E quest'oggi Mirko Lavezzi. Allora Mirko, abbiamo un po' raccontato quello che è stato il tuo percorso dall'inizio sino ad oggi, certo. Però oggi stanno succedendo tante cose, ovvero innanzitutto parliamo che stai proprio lavorando per la realizzazione del tuo secondo album, sì, che si intitolerà Sì? L'amore ha il tuo nome. Oh. Io già sapevo questa cosa, però hai scelto un titolo molto bello. L'amore ha il tuo nome, perché sono 10 tracce, tutte d'amore. Tutte d'amore. Che parlano dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Quindi l'amore è comunque sempre amore tra uomo e donna, o anche amore nei confronti di mamma, genitori, amicizia? No, amore tra uomo e donna. Bella questa cosa. E anche in questo caso sono tutte quante state scritte, sì, ma ideate da te dal cuore? No, sì, le idee sono state sempre mie, però quest'anno abbiamo 10 brani scritti da tanti artisti. C'è l'amico Davide Rezzi, sì. L'amico Francesco D'Aleo che ha scritto 2 brani, Tony Colombo, sì. Francesco Franzese, Antonio Spisto, Gianni Romano, comunque un album, Francesco Caponnetto, ovviamente, che non può mancare. E diciamo che stiamo lavorando per realizzare un album. Devo dire che sicuramente saranno delle canzoni molto belle. Io non vedo l'ora di ascoltarle. Sicuramente alcune già le abbiamo ascoltate, come Se ho scelto te, che appunto sarà contenuta in questo suo secondo lavoro. Ma parliamo di un'altra cosa, sì. Perché adesso, proprio imminente, c'è una bella novità. Una bella novità, è un duetto con un grandissimo artista di casa nostra. Di casa nostra, ovvero Nino Marchi, che io ho fatto un'impresa, perché praticamente ho convinto Nino, un artista molto radicato sul suo stile, a fare qualcosa di diverso. Quindi sarà una bella
sorpresa. Ma senti, scusami, allora l'idea da chi è nata? Da te? L'idea è nata da me, io gliene ho parlato e lui ha accettato subito questa cosa, Questa collaborazione questa insieme. collaborazione con me. Quindi allora ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso, non dal tuo punto di vista, ma dal punto di vista di Nino. Dal punto di vista di Nino, perché Nino è un artista tutto di un pezzo, Sì. quindi ha il suo stile. Lui canta, quello è Nino Marchi. E quest'anno questo singolo sarà una sorpresa. Quando adesso, perché questa domanda secondo me sorge spontanea in tutti coloro che ci stanno guardando, quando lo possiamo ascoltare? Questo singolo uscirà metà aprile. Metà aprile, bene, allora mi raccomando, state bene attenti perché a metà aprile... Sto innamorato. Ecco, stavo arrivando proprio a questo, al titolo. Ci sarà questo singolo Mirko Lavezzi e Nino Marchi. Mamma mia, chissà che cosa verrà fuori. Vabbè, io ve lo dico, vedrete. Già l'ho sentito, non dico niente. Invece parliamo di un'altra cosa, perché nel periodo dell'estate, ovvero verso luglio, c'è qualcosa. Ci sarà un evento molto bello, spero. Tutto tuo? Spero, tutto mio. Oh, che bello. Il mio primo grande concerto in piazza. Non diciamo dove per scaramanzia. No, per adesso silenzio, però diciamo che a luglio si devono preparare perché ci sarà questo grande evento che appunto vede Mirko Lavezzi come protagonista. Sarà in occasione anche, si festeggerà anche quella che è l'uscita del mio secondo album discografico. Sei contento? Molto, perché stiamo lavorando bene, stiamo crescendo piano piano, chi va piano va sano e va lontano. È vero, tu sei uno di quelli pignoli, Mirko. Molto. Nel senso proprio Molto. per i tuoi brani? Sì, molto pignolo. Molto Pignolo. Quindi tu che fai? Ti metti di là con Mario Parise? Ma, mi metto con Mario Parise, lui fa gli arrangiamenti e io magari gli dico no Mario, questo non lo voglio, metti quest'altro. E lui da povero uomo mi sopporta perché io sono molto assillante, sì. E invece succede mai che magari tu hai una cosa, lui ti dice che è meglio un'altra e fai come dice lui perché alla in fin dei sì, conti perché poi quello è il suo mi mestiere. rendo conto che magari quello strumento, quel suono non sta bene con l'arrangiamento e io dico Mario avevi ragione. Certo, e Mario Parise è unico nel suo lavoro, lo sappiamo, quindi... Grande produzione artistica 2016 di Mirko Lavezzi, nonché arrangiatore. Mario Parise, appunto, Mario Parise. un grande il nostro Mario Parise. Senti, noi abbiamo concluso questi 30 minuti insieme, sono volati. Sono contenta di aver parlato quest'oggi con te perché ti abbiamo scoperto anche sotto io. un altro punto di vista. Ringraziamo sempre Nino Marchi e Mario Parise per aver anche te, Mary Milani, che grazie a te Mirko. No, io dico più che altro per aver idealizzato questo programma molto bello, molto interessante. È vero, scopriamo gli artisti, li conosciamo sotto tanti punti di vista. Vieni qua, mettiamoci vicini, che è una cosa che faccio sempre, avviciniamoci, che ora dobbiamo dare a tutti il buon pranzo. Allora, vi ricordiamo che ovviamente ci rivediamo poi in replica. Certo, sabato alle 13:30. I contatti che vedrete qui sotto. Franco Facebook. Nobile, management, il mio manager, per qualsiasi festa, per qualsiasi evento privato, feste, matrimoni, qualsiasi cosa, contattare qui sotto Franco Nobile. La pagina Facebook, seguitemi solo ed esclusivamente sulla pagina Facebook Mirko Lavezzi FB Page e basta, è quella la mia pagina ufficiale o solo quella. Mi raccomando, questi sono i dati del nostro Mirko Lavezzi. Senti, ringraziamo la nostra regia audio. Ovvio. Salvo Spampinato, il grande fonico in regia. Grazie. Niente, noi vi ringraziamo a tutti. Mi raccomando, adesso ce ne andiamo a mangiare. Offrono loro. Grazie a tutti. Ti mandiamo adesso il video del brano Se ho scelto te per tutti voi. Grazie un bacio a tutti. forte da Mirko e Mary Milani, buon pranzo e grazie alla Blue Music. 30 minuti con oggi Mirko Lavezzi. Salutiamo anche Bernardo. Ciao! Quante storie già vissute dal mio cuore ho cancellato per fare un po' di spazio al vero amore. Ero come imprigionato dalla vita e dal passato adesso vivo senza più paure dentro
dentro gli occhi c'è quel sole che da tempo non avevo più. Tutto grazie al tuo sorriso che mi porta in paradiso e sento quel sentimento. Sai dare amore senza chiedere mai niente, pure un vaso che dai tu è assai importante. Se ho scelto te, una ragione c'è, perché tu mi regali quello che c'è dentro te. Si dolce, si fa amore, abbraccio quel carnale. Sei quello che cercavo ma io non trovavo mai. Se ho scelto te, resta vicino a me, non posso amare un'altra, Dio t'ha scelto per me. E solo tu sarai per tutti i giorni miei, con te io voglio vivere per sempre, per sempre. Se il presente, se il futuro, non esiste più nessuno nella mente, nel mio cuore tu. Hai sconvolto i miei pensieri, come un uragano sei entrata. Hai devastato quel muro fatto di bugie e delusioni che non riuscivo a buttar giù insieme al cuore. Se ho scelto te, una ragione c'è, perché tu mi regali quello che c'è dentro te. Si dolce, si fa amore, abbraccio tuo carnale. Sei quello che cercavo ma io non trovavo mai. Se ho scelto te, resta vicino a me, non posso amare un'altra, io t'ho scelto con me. E solo tu sarai per tutti i giorni miei, con te io voglio vivere per sempre, per sempre, per sempre. Se ho scelto te, basta vicino a me, non posso amare un'altra, più da scelto con me. E solo tu sarai per tutti i giorni miei, con te